La vetta che vedete lì di fronte a noi è Cima Ortigara. Per gli amici che ci stanno già seguendo da un paio di settimane sanno che questa è un'avventura, una nostra spedizione, permettetemi tra virgolette, iniziata televisivamente appunto 3 settimane fa. Nella realtà invece questa è un'avventura iniziata nella giornata odierna, ancora stamattina. Pensate, sono già 5 ore che stiamo facendo questa meravigliosa camminata. Naturalmente i tempi per noi sono tutti più allungati per un discorso di esigenze televisive. Assieme a degli amici anche oggi vogliamo parlare, perché noi vogliamo arrivare proprio lì in cima, a Cima Ortigara. Speriamo di farcela se il tempo ci assiste. Parleremo anche oggi di natura, di storia, di ambiente. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Bentrovati a tutti i nostri amici telespettatori, sempre qui con i miei, ma ormai sono diventati anche i vostri compagni di viaggio, gli amici dell'associazione Guide Altopiano 7 Comuni, per continuare questa nostra avventura. Abbiamo detto nel presigla, televisivamente parlando sono 3 settimane, però noi nella verità ormai quante sono? 4-5 ore. Dobbiamo dire che quando purtroppo ci sono queste riprese televisive i tempi si allungano, quindi come abbiamo già detto questa è una bella passeggiata di quasi 4-5 ore, però per noi è tutto dilatato perché abbiamo naturalmente tutti i tempi per le riprese televisive. E allora Gianni con noi, Filippo, Anna, per continuare questa avventura. Noi nella nostra volontà è sempre quella di arrivare in cima all'Ortigara, sempre sperando che il tempo ci aiuti. Oggi abbiamo scelto una giornata dove le previsioni del tempo non erano ottimali, però noi ci crediamo e vogliamo arrivare fino alla fine. Gianni, dove ci troviamo in questo momento? Allora, ci troviamo lungo la trincea d'approccio al varco sud della linea italiana, che era la linea avanzata, e infatti se osservate siamo completamente al di sotto della spalletta della trincea. In poche parole, questa era la strada con cui, al riparo dai colpi avversari, i soldati italiani, alpini, bersaglieri e anche in parte la fanteria, sono andati all'assalto dell'Ortigara defilati dal tiro del nemico. Il problema era che oltre a essere una trincea di approccio era anche una trincea avanzata. Prima abbiamo visto al di sopra le linee di difesa a oltranza. Queste erano le trincee che stavano davanti a queste linee e che avevano il compito di rallentare l'assalto avversario che eventualmente si fosse pronunciato. Sì, anche perché proprio lo possiamo vedere da questa posizione, l'Ortigara è proprio qui di fronte a noi, incombente sopra di noi. Quindi aveva una duplice funzione questa trincea, sia di attacco nei confronti dell'avversario sia di difesa nei confronti di un attacco da parte austro-ungarico. Infatti, se osservate, la profondità della trincea è tale da riparare chi la percorre in piedi, mentre per sparare oltre la trincea occorreva avere una zona rialzata che vediamo qua di fianco. Questa era una postazione di mitragliatrice, qui c'era il treppiede che la sosteneva e i serventi sparavano al di sopra del margine della spalletta della trincea verso l'Ortigara che sta subito sopra a noi altri. Quindi aveva una duplice funzione e per questo abbiamo anche qui un ricovero. Andiamo a vederlo, Gianni, ci avviciniamo. Il ricovero sarebbe praticamente dove i soldati che erano qui, il pezzo della mitragliatrice che operava in questo settore vivevano praticamente quando erano in linea.
praticamente per, diciamo, per i turni di riposo. I turni di riposo, oppure anche semplicemente per ripararsi nel momento in cui dei bombardamenti fossero stati effettuati, rimanevano all'esterno solo le vedette, mentre tutti quanti si rifugiavano qui o nelle altre cavità che c'erano scavate di fianco per essere al riparo dai tiri di artiglieria, pronti a saltare fuori quando le vedette avessero dato l'allarme. La sequenza dell'assalto era classica: bombardamento a tappeto e a intensità progressivamente crescente fino ad arrivare al bombardamento di distruzione prima. Sotto l'arco del bombardamento le truppe d'assalto avversarie si avvicinavano alla trincea del nemico, cercando di trovare i varchi aperti nei reticolati che stavano davanti alla trincea. Successivamente, appena smetteva la fase di bombardamento e il tiro si allungava per colpire le retrovie, partiva l'assalto. Il momento più rischioso di tutti era quando si era comandati di fuori come vedetta, perché quelli non potevano ripararsi, erano quelli che dovevano essere sacrificati per dare l'allarme agli altri. Quando smetteva il bombardamento, le vedette annunciavano l'assalto nemico. Da queste zone relativamente riparate, qui solo un grosso calibro poteva fare danni, mentre i calibri medi e quelli da montagna non riuscivano a danneggiare in maniera significativa le truppe ricoverate qui dentro, si usciva di corsa mettendo in postazione la mitragliatrice al pezzo e si sparava addosso alle truppe avversarie che stavano avanzando, cercando di concentrare il fuoco sui varchi dei reticolati, perché loro erano obbligati a passare per di là. La stessa tecnica è quella che hanno adoperato gli austro-ungarici dall'altra parte del vallone dell'Agnella quando siamo stati noi ad andare all'assalto. Allora Gianni, ci soffermiamo in questo punto perché è un punto veramente molto particolare e di vitale importanza durante il periodo di permanenza dei militari italiani, perché siamo in un osservatorio. Innanzitutto spieghiamo ai nostri telespettatori cos'è un osservatorio. Un osservatorio è una postazione atta a permettere l'osservazione del campo di battaglia, quindi era il punto in cui ufficiali o comandanti si recavano per avere la percezione di ciò che stava avvenendo sul campo di battaglia. Qui siamo nell'osservatorio di Giorgio, dal nome del generale che comandava il reparto che assaltava l'Ortigara verso la quota 101, e siamo nell'osservatorio esterno, diciamo così. Da qui possiamo percepire la differenza tra osservare un campo di battaglia in un ambiente aperto, cioè al di fuori delle trincee, e invece doverlo fare all'interno di una zona riparata, quale è una trincea. Noi adesso facciamo difficoltà a renderci conto di cosa voleva dire fare 50 metri di spostamento della linea del fronte nel 1917-18, ma dobbiamo renderci conto che mettere la testa al di sopra di questa spalletta voleva dire essere colpito. Quindi l'orizzonte dimensionale che aveva il soldato che operava nella trincea era quello della trincea e dello spazio immediatamente davanti al suo settore di tiro, che era estremamente limitato. Non è che uno poteva sporgere con la testa, guardarsi intorno e decidere qualche cosa in relazione a questo. Lui aveva il suo settore di tiro, doveva coprire quel settore stando riparato al di sotto della trincea. Per fare l'osservazione però bisognava avere un campo visivo più ampio e quindi, se possibile, si faceva da osservatori come questi che erano all'aperto. Infatti qua davanti abbiamo tutta quanta l'Ortigara, i Coston-Ponari, abbiamo i Campigoletti e il Chiesa. Certo che qui si poteva effettuare l'osservazione a grosso rischio perché eravamo soggetti ai colpi d'artiglieria, quindi non era il punto d'osservazione in cui si veniva a porre il generale, era il punto d'osservazione degli ufficiali di osservazione d'artiglieria, di quelli che facevano i collegamenti e via di seguito. C'è anche da dire che soprattutto nel primo assalto all'Ortigara l'osservazione era stata estremamente difficile perché quella mattina la neve era molto fitta. Il risultato pratico è stato che hanno dovuto, non potendo espletare un'osservazione diretta sui danni provocati da un bombardamento intensissimo che tutti i materiali portati sui grossi calibri anche dell'Ozze e i medi calibri della Campanella e del Caldiera
avevano inferto alle linee austriache, non era stato possibile osservare in maniera diretta i danni provocati ai reticolati antistanti queste linee da queste postazioni. Che cosa è successo? Si è mandata fuori una serie di pattuglie che dovevano andare a verificare i danni effettivamente rilevati. Siccome queste pattuglie sapevano che ormai l'attacco era deciso, ritornando avevano dato indicazioni piuttosto ambigue, nel senso che in alcune zone i reticolati erano stati sì colpiti ma non completamente aperti e c'erano pochissimi valichi effettivamente liberi per l'accesso. Non solo, su quei valichi gli austriaci, che erano più vicini dei nostri alle linee dei reticolati, avevano concentrato il fuoco delle mitragliatrici. Il risultato pratico era che erano trappole mortali. Parte l'assalto, l'ufficiale d'osservazione è qui e controlla quello che riesce a vedere, a percepire, senza rendersi però ben conto, proprio a causa di quella fitta nebbia che vi dicevo gravava sul vallone per tutta quanta la mattina, di quali sono l'evoluzione delle situazioni. Tenete presente che il vallone che abbiamo di fronte, il vallone dell'Agnella, doveva essere attraversato di corsa dalle nostre truppe per assaltare l'ortigara che abbiamo qua di fronte, risalire lungo i suoi costoni, e però era sottoposto a fuoco di infilata delle artiglierie e delle mitragliatrici del Monteforno e del Corno di Campoverde, quindi era assolutamente battuto da artiglierie avversarie che sparavano in continuazione a shrapnel, quindi attraversarlo era un evento già tragico di per sé. Per questo, oltretutto, tutte quelle storie infernali sui portaordini che hanno dovuto attraversarlo più e più volte, spesso rimanendoci durante la giornata. Ci siamo spostati all'interno dell'osservatorio, avevamo già accennato poc'anzi. Qui possiamo proprio vedere, da un punto di vista anche visivo, qual è la differenza sostanziale. La parte sopra, diciamo, molto più a rischio, però con un campo visivo a 360 gradi, e qui invece con un campo visivo molto ristretto. Certo, rendersi conto della dimensione anche spaziale di queste realtà è importante, perché da qui noi riusciamo a vedere, stando protetti dai colpi di artiglieria avversari che solo casualmente possono centrare la feritoia, una parte però del campo di battaglia è estremamente limitata. Quindi non abbiamo la percezione reale di ciò che sta accadendo intorno a quella che è la zona d'osservazione nostra. Siamo più sicuri, ma siamo anche molto meno informati. Dobbiamo dipendere quindi dalle informazioni che ci portano i portaordini, che arrivano dagli osservatori esterni, quelli più a rischio. Da qui la condizione del comandante Di Giorgio, che riesce a percepire direttamente solo parte dell'azione che sta avvenendo e rilevare direttamente solo parte di questa azione, mentre deve dipendere dai rapporti per tutto il resto. Informazioni quindi che arrivano a spizziche e bocconi e soprattutto frammentarie, che lui deve raccordare prima di prendere le sue decisioni. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto subito dopo la pubblicità, tra pochissimo.
Seconda parte di Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, ce l'abbiamo quasi fatta, siamo quasi arrivati in cima all'Ortigara, speriamo ancora per un'oretta che il tempo regga, siamo partiti ancora stamattina alle 9 dal centro di Asiago davanti alla vecchia stazione, sono le 4 del pomeriggio, noi siamo completamente sfatti perché io non sono più abituato. Voglio ringraziare, permettetemi, lo rifarò anche alla fine di questo appuntamento, i cameraman che oggi sono per fare questa escursione, hanno detto facciamo una bella passeggiatina, ho detto sì, non preoccupatevi, un itinerario che fanno anche i bambini. Effettivamente abbiamo trovato i bambini, probabilmente i bambini hanno più fiato di noi. Dove ci troviamo in questo momento, Filippo? Ci troviamo appena sotto l'anticima della quota 2105 dell'Ortigara, cioè il massimo punto sul livello del mare dell'Ortigara, dove attualmente si trova il cippo della colonna mossa dell'Ortigara, e l'obiettivo principale delle truppe italiane quando hanno dato l'assalto dal 10 al 25 giugno del 1917. Praticamente qui eravamo dove erano gli austro-ungarici, giusto? Siamo proprio sulle linee austro-ungariche di difesa di massima resistenza. Qui a destra abbiamo le opere messe in Seffi, dove la colonna Cornaro, che attaccava da sud e sud-est, si è infranta, praticamente sono riusciti ad aggrapparsi alle pendici proprio dell'Ortigara, però lì si sono bloccati fino al 18 di giugno del 1917, mentre qui a sinistra abbiamo il varco nord, dove da quota 2101 il battaglione Bassano del gruppo Di Giorgio e della colonna Di Giorgio è riuscito a penetrare e raggiungere quasi la cima. A differenza delle trincee italiane che abbiamo visto prima, però qui vedo due peculiarità che mi hanno colpito particolarmente. Sono molto più profonde e in più sono su due livelli. Certamente, queste opere sono molto più corazzate rispetto a quelle italiane. Dobbiamo capire che già dal 1916, dal giugno del 1916, quando gli austriaci sono stati dapprima fermati con la prima battaglia delle Melete e poi si sono arretrati in questa linea che loro chiamavano Winterstellium, cioè la linea d'inverno, hanno iniziato le fortificazioni. Hanno scavato molto di più le trincee, le hanno fatte molto più fonde e, come noterai, le hanno fatte su due livelli. Il primo livello, il vero e proprio camminamento trincerato per potersi spostare abbastanza in sicurezza anche sotto i bombardamenti nemici italiani. Il secondo livello di presidio, dove i fucilieri si appostavano per tenere sott'occhio le linee avversarie. Quanto manca arrivare alla fine della nostra passeggiata? 10 minuti ci siamo. Più dopo c'è il ritorno, però è più breve. Il ritorno è sempre più breve. Il ritorno è più breve, soprattutto in discesa. Bene, andiamo. Allora, innanzitutto diciamo che ce l'abbiamo fatto, stiamo azzardando l'impossibile, c'è un bel fronte perturbato di fronte a noi che si sta avvicinando sempre più minaccioso, infatti ci stiamo bombardando con K-Way e quant'altro. L'importanza, come dicevamo 3 settimane fa, quando televisivamente abbiamo iniziato questa avventura, e per noi quando questa mattina, dell'abbigliamento corretto, ma di questo parleremo alla fine della nostra escursione. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in cima alla vetta dell'Ortigara, nel punto più alto. Certo, siamo a quota 2105, la quota più alta dell'Ortigara, quella a cui si fa riferimento quando si parla di cima dell'Ortigara, perché moltissimi combattenti hanno asserito di essere arrivati per primi sul monte Ortigara, ma il monte Ortigara, lo vedete, è un dorso di balena allungato in direzione nord-sud, con queste serie di sommità separate da avvallamenti appena accennati, e quindi è ben diverso parlare di questa quota rispetto alla 2101, che è stata la prima, che è stata presa il 10 di giugno, e rispetto a tutta la parte retrostante che non è mai stata conquistata in pratica. Siamo riusciti a assestarci sulla quota più bassa, la quota italiana, dove c'è il cippo che è più a nord, e questa è una apparente contraddizione perché tutti pensano al cippo italiano verso l'Italia e al cippo austriaco verso l'Austria, viceversa. Questo è il cippo austriaco, di là c'è il cippo italiano, perché quello è stato il primo conquistato e questo è stato l'ultimo, d'accordo? In pratica gli austro-ungheresi tenevano ancora questa sommità quando i nostri avevano già occupato, attraverso la salita dai cannoni del Riefsplatz, la quota 1201, e solo successivamente,
nel 19 di giugno sono riusciti a prenderla. Questo tempo perturbato ci dà un pochettino l'idea di quali sono state le condizioni in cui hanno combattuto queste persone. Noi abbiamo creato questa atmosfera apposta per far vivere ai nostri telespettatori. Naturalmente sto scherzando. Anna, a proposito, che tipo di vegetazione si trova a questa altitudine? Qui, anche se sembrerebbe strano per il paesaggio lunare, per le numerose rocce che ci sono nascono lo stesso dei fiori, tra cui una campanula molto particolare che riesce a nascere sulle rocce con pochissima terra e si nutre di carbonato di calcio, e un altro fiore che è la Sassifraga azoides, il quale è un fiore molto particolare perché viene impollinata e quindi riesce a propagarsi grazie all'aiuto delle formiche, il che denota che qui appunto riescono a vivere anche le formiche come diciamo fauna locale. Allora ragazzi, siccome sta iniziando un po' qualche bello goccio d'acqua, direi di ritornare verso il nostro punto di partenza, quindi Piazzale Lozze, e magari chiudere lì tutta la trasmissione. Andiamo! Come vedete, in questo momento ci siamo un po' seduti, fortunatamente siamo riusciti a evitare l'acquazzone che stava arrivando in cima a Ortigara. Ci troviamo dove c'è il cippo della Madonnina del Lozze, ormai alla fine della nostra escursione, un'escursione molto bella. Spero che siano arrivati anche voi amici da casa qualche emozione di quelle che è stato per noi un'intera giornata, televisivamente parlando 3 settimane, dove abbiamo cercato di proporvi questa che è un'escursione classica per chi viene in questo territorio, perché comunque per chi vuole fare una bella passeggiata, una bella camminata sull'altopiano, per vivere appunto la natura, per vedere alcuni aspetti di questo territorio, ma in particolar modo, che secondo me è l'aspetto più interessante e l'offerta più importante che può offrire questa zona sotto l'aspetto storico, veramente unica ed ineguagliabile. Cosa dici, Gian? Certo, l'Ortigara è stato da sempre definito il Calvario degli Alpini, non perché solo gli alpini hanno partecipato alla battaglia, ma perché qui in Ortigara hanno combattuto praticamente tutti i battaglioni alpini, da quelli della Val d'Aosta a quelli del Piemonte, ai Lombardi, ai Liguri, per arrivare ai Veneti e ai Friulani. In poche parole, sulla colonna che c'è qui davanti a noi sono raggruppate tutti i nomi dei reparti che sono stati impegnati, e vediamo che ci sono stati anche i bersaglieri, c'è stata anche la fanteria, l'artiglieria ha avuto un ruolo fondamentale in questa battaglia, e però soprattutto per quanto riguarda gli italiani è stato un uso di truppe scelte quali gli alpini, considerate la crème dell'esercito italiano fino ad allora, in un uso piuttosto inconsueto per loro, un assalto frontale a posizioni fortificate di tipo carsico praticamente, realtà che si era espressa fino allora solo a carico della fanteria. Qualcuno sostiene che forse proprio questa ecatombe di truppe scelte che ha comportato la battaglia dell'Ortigara sia stato il prodromo a ciò che poi è successo a Caporetto, in quanto le linee che potevano essere tenute, se difese da queste truppe così addestrate a combattimenti in montagna, che invece sono state maciullate sulle pietraie dell'Ortigara, avrebbero potuto rallentare almeno l'avanzata austro-ungarica e tedesca di Caporetto. Bisognerebbe avere, noi abbiamo di solito la nostra solita mezz'ora tutte le settimane, bisognerebbe avere intere ore e ore per parlare. Anche oggi io voglio ringraziare veramente la rete per queste settimane dove abbiamo un po' sforato, e visto che comunque la programmazione, che è ancora quella estiva, mi hanno consentito appunto di fare queste puntate un po' più lunghe. Io tra l'altro so che queste sono sempre le puntate tra virgolette più gradite ai nostri telespettatori, più cliccate anche sul nostro sito di YouTube. Siamo proprio in chiusura, diamo ancora delle informazioni tecniche e di servizi ai nostri telespettatori. Voi anche adesso durante il mese
di settembre, del mese di ottobre, fate delle escursioni guidate. Vogliamo ricordare ancora una volta il numero di telefono e il vostro sito per avere qualsiasi informazione? Certo, il nostro numero di telefono è 349 7846 205, mentre il nostro sito internet è www.guidailtopiano.com. A chiusura di puntata, ultime battute, so che sto sforando, però ormai ho sforato, quindi 30 secondi più, 30 secondi meno. Permettetemi di ringraziare tutti gli operatori di ripresa che oggi hanno lavorato con noi. Vedete qui alle nostre spalle Matteo, Lorenzo, abbiamo mandato in vacanza qualche giorno Davide, era giusto, se lo meritava, era un anno che ci seguiva tutte le settimane in giro un po' per tutta Italia, e come avete visto anche in giro per l'Europa nelle ultime settimane. Grazie a voi che ci continuate a seguire, noi continueremo naturalmente anche nelle prossime puntate. La settimana prossima ci sarà una sorpresa tutta particolare, specialmente per gli amanti di quest'ultimo periodo qui in altopiano, quindi io vi do appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.